Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Napoli-Lecce 1-1 il giorno dopo, ma per prima cosa mi raccomando iscriviti al canale che dobbiamo arrivare ai 4.000 iscritti entro la fine dell'anno, quindi forza forza forza. Scusatemi se vedete un po' una luce un pochino strana ragazzi, ma mi si è fulminato il faretto, cioè non è che si è fulminato, mi si è spezzato il filo e non si può far più niente, quindi lo devo ricomprare. Va bene, detto questo, Napoli-Lecce 1-1 il giorno dopo. Che dire, voglio. Partita buttata per 45 minuti, perché il Napoli, visto nel secondo tempo, ragazzi, avesse giocato nel primo tempo con quegli stessi 11 giocatori, non dico l'avrebbe asfaltato il Lecce, ma poco ci manca, ragazzi, diciamoci la verità, siamo onesti. Io l'ho detto nella live reaction che ho registrato questa notte. Uh, Questo turnover che ha fatto Spalletti, ed era un ampissimo turnover, ragazzi, perché fuori Kvara, fuori Zelischi, fuori Lozano, poi chi c'era? Fuori Lobotka, fuori Mario Rui, fuori Rachmani. Era un cambio troppo importante, ragazzi, secondo me da fare. Tenete presente che il City e il Liverpool giocano ogni 3 giorni, anche loro, e giocano sempre con gli stessi 11 giocatori. Certamente non gli fanno fare 90 minuti, ma se tu hai 5 sostituzioni, tu puoi capire che tutti i 90 minuti non li giocheranno mai, a parte quegli altri giocatori. Va bene, caro Luciano? Cioè, è questo che io non riesco a capire. Questo ampio turnover era così necessario? Va bene che devi affrontare la Lazio, ma anche la Lazio c'ha sempre gli 11 titolari. Cioè, non è che va a cambiare qualcosa, no, perché tanto poi Sarri c'ha quegli 11. Però ragazzi, il Napoli visto ieri è pochissima roba. Quando uno dice il Napoli ha la panchina lunga, è vero, è verissimo avere la panchina lunga. Ragazzi, ma ieri Dombele ha fatto una partita bruttissima. Diciamoci la verità, Dombele ieri ha procurato il calcio di rigore e non ha azzeccato un inserimento giusto, ragazzi, un inserimento o almeno un minimo di gioco. L'unica cosa che faceva bene era partire individualmente e andare in avanti, ma poi basta, più di quello non ha fatto. C'è da fare un discorso inverso per Ostigard invece, perché ragazzi, Ostigard ha giocato una partita mostruosa insieme a Kim. Cioè, hanno fatto veramente una partita difensiva bellissima, buonissima. Poi lasciamo il gol subito perché ragazzi lì Meret non ci poteva fare nulla, ma proprio nulla Meret, perché era impossibile da prendere quella palla ragazzi, anche se sei il portiere più forte al mondo quella non la prenderai mai. Lì sbaglia anche Dombele perché lì si va a pressare il giocatore e invece lui lo lascia girare e lo lascia calciare tranquillamente. Poi ragazzi, che nessuno metta in dubbio che Colombo abbia fatto un gol della Madonna, questo mettiamolo subito in chiaro, quindi non è che dico è stato un gol a culo, no, ha fatto un gran gol da fermo, ha tirato una castagna sotto l'incrocio dei pali, eccoci, diciamoci la verità. Detto questo, l'unico che salvo in attacco, ragazzi, ieri nel primo tempo è stato Elmas, ma non solo per il gol, perché ha fatto vedere buone cose. Raspadori, ragazzi, ieri ha giocato male, ma male perché? Perché non c'avevi Lobotka dietro che ti dava una mano. Se quello sta solo lì nel mezzo, come si dice, foscemo in mezzo, cioè, quindi questa cosa di Raspadori, poi la prima da titolare al Maradona ti trovi 1-1, ma in difficoltà, poteva fare decisamente di più ragazzi, però diamo tempo anche a Ndombele. Quello che forse mi ha deluso un po' di più ragazzi, sono sincero, nei primi 45 minuti, ma anche nel secondo tempo, a parte Osimhen che ha fatto una partita bruttissima, ma Osimhen non è nuovo a queste cose, se non riesce a segnare si innervosisce e poi non fa per e non riesce mai a controllare una palla, e ieri ne abbiamo avuto l'ulteriore dimostrazione che quando è troppo sotto pressione, quando è marcato a uomo, non trova più spazi, non sa quello che deve fare, è assurdo, è assurdo. Ma comunque insieme a Osimhen io ci metterei anche Matias Oliveira, ragazzi. Oliveira ieri non mi è piaciuto per niente, sempre fuori ruolo, non pressava mai, cioè a volte lo vedevi, stava in fase offensiva e poi dietro lasciava buchi allucinanti.
Ora, come detto, Mario Rui, che tanto criticate Mario Rui, ieri Mario Rui non avrebbe fatto una partita così, anzi forse avrebbe giocato molto ma molto meglio di Oliveira, però anche lì lasciamo il fatto che è nuovo, si sta ambientando, quindi diamo tempo anche a Mattias Oliveira, ragazzi. Però tu in 2 partite hai perso diversi punti, con la Fiorentina ci può stare, con la Fiorentina perché giochi a Firenze ci può stare, ma in casa voglio. Cioè, caro Luciano, che poi tu mi vai a fare l'intervista in post partita e mi vai a dire sì, forse era meglio non fare il turnover, ma io pensavo che era meglio farlo oggi perché i giocatori devono avere minutaggio nelle gambe. Ragazzi, se i punti non li inizi a fare già ora, che poi ti mancano a fine anno, ci mancano questi benedetti punti che poi perennemente li perdiamo in casa e non si sa come mai, anzi un complimento alla curva B che ieri ha intonato un nuovo coro, complimenti a voi, come sempre la curva B del Napoli e curva A micidiali, però ragazzi quando andate a vedere la partita, fatemi il piacere, urlate sullo stadio, non siete a teatro, fate i cori, non siete a teatro. Quando il Lecce c'aveva palla, si sentivano i tifosi del Lecce. Su, dai, quindi se volete andare al teatro, andate al San Carlo. Non vi andate a vedere la partita del Napoli, fatemi questo piacere. Andate al teatro e guardatevi qualche commedia, qualcosa, guardatevi l'opera, ma non andate allo stadio. Se dovete stare zitti, non andate allo stadio. Detto questo, parliamo del secondo tempo perché il primo tempo è da buttare completamente, salvo Meret perché voglio un Meret zitti e muti, va bene? Ve l'ho già detto nel video di questa mattina, zitti, e chiedete scusa ad Alex perché va chiesta scusa a Meret. Detto questo, secondo tempo. Luciano Spalletti si sveglia, cambia modulo 4-2-3-1 perché abbiamo iniziato con il 4-3-3, con il 4-3-3 poi abbiamo cambiato tutto, abbiamo messo il 4-2-3-1 e il Napoli lì è andato molto ma molto meglio nel secondo tempo. È entrato Kvara, è entrato Zielinski, è entrato Stanislav Lobotka, quando io vi dico che a chi levita in mezzo al campo per far giocare Dombele? Di sicuro non Lobotka, e io ve l'ho detto, hai tolto Lobotka, hai perso lucidità nella manovra offensiva del Napoli e sia in difesa. Perché Lobotka non va toccato. Non va toccato, caro Luciano Spalletti, non va toccato Lobotka. Quando lo capirai sarà troppo tardi, ma troppo tardi. Detto questo, il secondo tempo uno si aspetta un Napoli arrembante, azioni da gol micidiali, però no, a parte sì, Osimhen ne ha sbagliate due clamorose di Osimhen. Quando io vi dico che Osimhen quando è sotto pressione sente non la butta mai dentro, non la butta mai. Diamine, poi è entrato Kvara con Zielinski, ragazzi, e lì si è vista la qualità del Napoli delle prime 2 partite. Quando tu vedi quella qualità in mezzo al campo, ragazzi, il Monza, che nel primo tempo ci ha anche sbeffeggiato nel primo tempo, nel secondo tempo, io penso 2 volte hanno attraversato il centrocampo del Napoli. Perché? Perché c'avevi la pressione costante di Kvara da un lato, Zielinski e Lozano dall'altro lato, che erano perennemente in avanti. Addirittura Kim e Ostigard erano in mediana. Quindi, che dire, che dire? C'è stata un po' di sfortuna, sì, perché la sfortuna c'è stata. Però ragazzi, tu arrivi già da un pareggio di Firenze, come già detto, che ci può stare il pareggio a Firenze. Ma poi ti ostigni su queste cose, su questo turnover. Nemmeno Benitez, nemmeno Mazzarri in Europa League faceva questi azzardi, ragazzi. Ma nemmeno Benitez faceva questi azzardi. Anzi, Mazzarri, scusa, in Europa League non faceva questi azzardi. Cioè, io quando vi ho detto, ragazzi, secondo me l'avete preso un po' troppo sotto gamba il Lecce. Occhio perché il Lecce potrebbe farci la sorpresa. Boom, 1-1 e tutti a casa. Ragazzi, si chiama mentalità, questo è un Napoli giovane che deve crescere, ma la mentalità non ce l'ha mai avuta il Napoli, non ce l'ha mai avuta
né quest'anno e né l'anno scorso, perché se il Napoli avesse avuto la mentalità l'anno scorso, il Napoli si portava a casa lo scudetto a mani basse, ma siccome non hai mentalità, caro Luciano Spalletti, inizia ad investire, io l'ho detto anche l'anno scorso, in un tutor, in qualche psicologo, in qualcosa, perché voglio, il Napoli visto ieri sera è veramente poca roba, e sabato, se non sbaglio, deve andare a Roma contro la Lazio di Sarri. C'è già caduto l'Inter lì, eh. Poi staremo a vedere come andrà a finire. Comunque fatemi sapere voi qui sotto cosa ne pensate della prestazione deludente di ieri sera. Sempre e comunque Forza Napoli dal vostro Neapolis 1926. Ciao a you.